Pensavate che la Costa Saracena sarebbe stata la mia ultima tappa qui in Sicilia? E invece no, l'avventura continua. Ok, penso che ci siamo. Mi sono dimenticato qualcosa. Siamo finalmente arrivati presso la grotta Mangiapane. È qualcosa di inaspettato e carinissimo, perché all'interno della grotta ci sono delle diverse costruzioni come se fossero case. È stata riscoperta da poco e rivalutata negli ultimi anni, però sono davvero curioso, quindi soprattutto si sta un pochettino più freschi all'interno. A dare il nome alla grotta è stata la prima famiglia che si insediò qui nel 1819, la famiglia appunto Mangiapane. Inizialmente erano 4 fratelli che si insediarono all'interno della grotta per ripararsi dalle intemperie. Verso la fine della seconda guerra mondiale però la maggior parte di loro emigrano verso le Americhe e qui rimane soltanto uno dei 4 fratelli, il signor Rosario Mangiapane, che viveva in questi 2 appartamenti di qua. Rimane qui fino al 59, anno in cui anche lui per motivi di vecchiaia decise che qui non può più vivere e si trasferisce nel nostro paese, Custonaci. Quindi il sito rimane incustodito per circa 20 anni, quindi il bestiame che era qui al suo interno distrusse tutto quello che adesso andate a vedere.
Allora viandanti, questa volta ci siamo veramente superati, l'alloggio è veramente bello, ma a dir poco bello. Eccoci qui, si sta benissimo al fresco, vi ricordo che siamo 45 gradi all'ombra, questa qui è la sala, la stanza, come dire, la stanza matrimoniale, molto minimal, il bagno che ha la doccia come piace a me, quella a idromassaggio, stupenda. Un grande spazio che fa da cucina e salotto con il fornello a induzione che non ho mai utilizzato e non so neanche come si utilizza, un divano letto che si fa letto matrimoniale, invece letto piccolo, singolo, e ovviamente poi la parte bella è questa bellissima vista sul Tirreno, ragazzi, guardate che spettacolo. Ovviamente questo qua sarà il mio spazio di meditazione, ascoltando il suono del mare e guardando questo bellissimo paesaggio. Molta gente mi chiede cosa significa per me viaggiare o quale sia la motivazione che mi ha spinto a lasciare tutto, il mio vecchio lavoro, la mia casa, i miei affetti e iniziare questa vita da nomade. Ogni singola persona durante la sua vita compie un percorso, ogni singolo individuo è cittadino del mondo, ma spesso ne è ignaro o dimentica questo dettaglio. Siamo così distratti ogni giorno dal nostro enorme caos odierno che spesso non approfondiamo il concetto di conoscenza di questa nostra terra. Quindi mi domando come possiamo reputarci terrestri consapevoli se non conosciamo neanche il pianeta in cui viviamo? Come possiamo individualmente evolverci se conosciamo soltanto in parte ciò che vive attorno a noi? Forse bisognerebbe prendere esempio dalla natura, che cerca ed esplora costantemente il territorio in cui si trova. Sono sempre stato attratto dagli alberi, da qualsiasi tipo di albero, specialmente quelli secolari. Hanno molto da raccontare. Apparentemente fermi ed immobili, ma le loro radici esplorano il territorio sottostante. Cercano, si espandono, crescono e si rinforzano. Quanto vorrei essere simile ad un albero, radicato nella mia visione e fermo nelle mie scelte. Vorrei avere un arbusto ben piantato che mantenga in equilibrio il mio corpo e la mia mente. E vorrei espandere la mia conoscenza, la consapevolezza di ciò che sono. Esplorare la terra, cercare quella migliore, irrigarla di acqua per dare vita a dei bei frutti dolci e succosi. Sì, vorrei essere un albero, anzi, sono un albero. Le mie radici non sono le mie gambe. Non si espandono nella parte inferiore del mio corpo, ma nella mia mente. Ed è lì che parte la mia ramificazione, il desiderio di espandermi e di muovermi. Ogni giorno la mia voglia di viaggiare cresce sempre di più. Ogni istante mi sento sempre più vivo, un essere vivente che esplora la sua inclinazione, il suo impulso. Ed è lì che nasce la mia voglia di migrare. Il tempo viaggia, scorre e si muove incessantemente. Lo fa anche la luce, ogni giorno, da sempre. Il suo viaggio è costante e non si ferma sulla Terra. Da millenni esplora ogni angolo remoto dell'universo. Tutto ciò che è visibile e invisibile all'occhio umano si muove, evolve, si trasforma. È questo per me viaggiare, un cammino di evoluzione che trasforma ciò che sono.